Pessimisti non fanno fortuna e la Pedemontana nella dimostrazione? Beh, decisamente sì, e questa è un'infrastruttura che oggi dà dei buoni risultati, ha un incremento importante di veicoli e senza entrare nei dati tecnici ha avuto un incremento nell'ultimo anno del 18% di traffico che oggi cuba più o meno 83.000 veicoli al giorno, che non sono poca cosa se consideriamo che ci sono infrastrutture nate 40-50 anni fa anche in Veneto che fanno meno traffico. Ci vorranno sempre 9 anni per arrivare al pareggio di bilancio? Sì, questa è la previsione, poi noi speriamo che ce ne vogliano di meno, però c'è una previsione sui 39 anni fino al nono anno non si raggiunge il pareggio di bilancio, però stiamo vedendo un incremento che è pauroso. Se valutiamo questo incremento dal primo giorno ad oggi è del 141%, se lo valutiamo nell'ultimo anno 18%. Perché continuano ad esserci così tante polemiche? È diventato uno dei temi importanti anche in Consiglio regionale. Io onestamente non le vedo le tante polemiche, diciamo che sono pochi che fanno tanta polemica, visto considerato che i cittadini sono felici di questa infrastruttura e penso che il dato sia praticamente dimostrabile nel momento in cui hai 83.000 auto al giorno che ci vanno, vuol dire che qualcuno la percorre la Pedemontana, altrimenti sarebbero tutti sulla viabilità ordinaria. E ricordo che 83.000 auto al giorno, veicoli al giorno, mi perdoni perché molti sono veicoli pesanti, sono di più di quello che della quantità dei veicoli che hanno alcune infrastrutture, alcune autostrade in Veneto che sono molto più vecchie della Pedemontana. La Pedemontana ha un anno di vita, quelle infrastrutture hanno anche 40-50 anni. Si sente di poterla definire un buon investimento? Ma decisamente sì, visto e considerato, consideri che non sono io l'ideatore della Pedemontana, quindi non mi vanto di cose che ho fatto. Sono arrivato in regione, abbiamo ripreso in mano questo che era un cantiere che aveva qualche difficoltà e oggi è un'infrastruttura che funziona. Lo dicono le imprese, lo dicono i lavoratori, lo dicono in particolar modo i lavoratori che con l'ultima scelta a marzo di ridurre del 60% il pedaggio per tratte sotto i 25 km hanno dato un incremento del 35% di flussi di traffico sulle tratte brevi. È pronta a presentare l'emendamento per il terzo Ma io non mandato. ne so nulla. L'agenzia ANSA è uscita poco fa, ufficiale. Ma guardi, le dico la verità, ne prendo atto nel senso che non sto seguendo questa partita e dopodiché il Parlamento è sempre sovrano, vedremo cosa accadrà. In alternativa all'endorsement al matrimonio di Jeff Bezos è come dire anticipare la campagna elettorale per le comunali di Venezia, al sindaco di Venezia? No, guardi, io mi sono sempre occupato dell'ingiustizia. Io ritengo un'ingiustizia comunicare a nome di tutti il fatto dell'ostracismo a due persone che vengono qui per sposarsi, siano i più ricchi del mondo o siano i più poveri del mondo. Venezia deve essere, e il Veneto deve essere inclusivo. Non si fa distinzione di colore della pelle, di credo religioso, di scelte sentimentali e di conto in banca. Forse l'opposizione è semplicemente un modo di dire, non è necessariamente che tutti si riconoscono, è una manifestazione del dissenso. Certo, e la tua libertà finisce dove inizia la mia, tant'è vero che io ho detto il contrario. Infatti Bezos continuerà a venire a Venezia e Ma non dico, Bezos ci viene, so che ha fatto anche delle donazioni, spero che questo sia un grande invito alla filantropia internazionale a investire ancora di più su Venezia, perché Venezia ha bisogno del sostegno, dell'amore di molti filantropi che la amano a prescindere. Beh, venire a Venezia comunque non è gratis e quindi lasciare qualcosa in cambio è necessario, è doveroso. Beh certo, oltre alle donazioni che sono state fatte, che mi risulta siano state fatte, penso che ci sia un valore che da un punto di vista di impatto mediatico vale circa 2,5 miliardi di euro, sono stati i calcoli fatti. E da un punto di vista, penso, di quello che sarà l'investimento qui, si dice che l'80% delle forniture e della spesa per questo matrimonio, che è un matrimonio che si calcola che costi almeno 40 milioni di euro, riguardano le nostre imprese, i nostri cittadini, i veneziani, pensi solo ai catering, a tutto quello che accadrà. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.